Queste bandiere davvero insieme, come dicevamo, parleranno una lingua sola questa sera, però noi vogliamo adottare alcune lingue del mondo per porgere il nostro saluto, il saluto di Ballus. Stasera per la prima volta trasmettiamo questo evento anche in diretta e ovunque nel mondo attraverso Sardegna Live, e quindi più che mai è opportuno chiamare qui vicino a me dei bambini che leggeranno una frase ed è un po' un augurio, un saluto, un benvenuto a tutti per dare proprio l'avvio ufficiale anche attraverso la voce del futuro. Quindi un applauso per i nostri piccoli protagonisti che ci raggiungono sul palco e daranno lettura nelle diverse lingue al saluto di questa manifestazione. Da dove iniziamo? Mettetevi in ordine così io vi seguo tranquillamente. Partiamo da te. Siamo felici di incontrarci in una grande festa di folklore come Ballus. Per noi il folklore non è solo spettacolo di danze e canti popolari, ma è soprattutto un'occasione di amicizia, scambio di diverse culture, fratellanza e pace fra i popoli. Come ti chiami? Nicolò. Nicolò. Tu come ti chiami? Federica. Nous sommes de vous accueillir à l'occasion d'une grande festivité de folklore comme Ballus. Ballus n'est pas uniquement un spectacle de danse et de chant, mais une opportunité de créer de nouvelles amitiés ainsi que de partager les diverses cultures et la paix entre les différents peuples du monde. Il tuo nome? Beatrice. Beatrice. We are happy to have you here for Ballus, a great folklore event. Ballus is a more than a dancing show. It is a chance to meet new friends, a chance to promote peace and friendship between different cultures. Come ti chiami? Aurora. Vai Aurora. Seus prejaus dessa dobia in una grande festa de folklore commenti Ballus. Ballus non è scetti uno spettacolo de danzas e cantus, ma è prima de tutto un'occasione di amiganza con cambia de culturas differentes e pagi entre i populus de todo su mondo. E chiudiamo con te, che sei? Giulia. Estamos felices de encontrarnos en una gran fiesta de folclore como Ballus. Ballus no es solo un espectáculo de bailes y canciones, es sobre todo una ocasión de amistad, un intercambio de diferentes culturas y paz entre los pueblos del mundo. Davvero grazie a tutti e cinque. Possiamo congedarvi momentaneamente anche perché qui vicino volete stare con me? Volete andare? Un applauso, giustamente, lo aspettavate più forte, più bello, quindi vi congedo. Ovviamente chi ha organizzato questo evento, c'è una voce che adesso avrà modo di salutare, e ovviamente anche chi ci ha idealmente aperto le porte di questa comunità. Vorrei vicino a me il sindaco e il presidente della Proloco di UTA, direttore artistico di Ballus, Romano Massa. Eccoli qua. Ci raggiungono subito sul palco. Dicevano i bambini, sottolineavano l'aspetto dell'amicizia, della fratellanza. Questo è il motivo principale. Poi lo spettacolo viene da sé, diventa lo strumento della comunicazione e di questa aggregazione che davvero mette insieme genti provenienti da diverse parti, come avremo modo di raccontare nel corso della nostra serata. Io vi tengo una a destra e una a sinistra. Un applauso davvero al sindaco. Facciamo partire il sindaco Romano, che avrà il piacere di porgere il saluto ufficiale della comunità. Grazie Giuliano, buonasera a tutti e benvenuti. Grazie mille di essere qua, in tantissimi come sempre. Oggi si conclude una settimana bellissima, ma io dico idealmente si conclude un anno che lo scorso anno ci ha privato di questa festa per questioni meteorologiche, ma quest'anno idealmente si chiude questo bel momento. Un anno di lavoro, un anno di impegno, un anno di grandissime soddisfazioni che oggi vengono raccolte. Per me è il quinto anno di Ballus da sindaco, il 19° che vivo. È comunque un
un momento particolare per me, perché ho visto in questi 5 anni molte cose cambiare, sono sembrati 5 giorni. Un momento particolare dove vi invito a ragionare su quello che è un caposaldo della nostra cultura sarda, nazionale, importantissima, la cultura, non solo la cultura popolare, ma la cultura in senso lato. E vorrei farlo ricordando 3 figure, 3 loro pensieri. La prima, 3 persone che si sono spese per le nostre comunità per farci vivere meglio, per darci un'idea di vita migliore. La prima, Paolo Borsellino. Paolo Borsellino diceva che la mafia si combatte, applauso giustissimo, la mafia si combatte con la libertà che profuma di bellezza. Il compromesso puzza. Il compromesso, quello che capiamo bene a cosa lui alludesse. E anche qua la bellezza che può sconfiggere il male. Un'altra figura importantissima, presidente Sandro Pertini, anche per lui vorrei un grande applauso. Diceva che la dignità della cultura deve combattere l'arroganza dello sbagliato, dell'errore, del vizio. E anche la nostra terra ha avuto grandissime figure. Antonio Gramsci, che diceva, giustissimo l'applauso, che diceva che avere cultura non è avere un magazzino con tantissime notizie, ma avere coscienza di se stessi in rapporto con gli altri. E da qua voglio partire. Avere coscienza di se stessi insieme agli altri vuol dire vivere con i popoli, vivere con le persone, avere lo stesso sentimento. Una cultura, una comunità cresce se riesce a vivere insieme, se riesce ad avere scambio, se riesce ad avere sinergia, se riesce a trarre il meglio. È uno stimolo a fare sempre di più. È importante fare tante opere, da amministratori ci facciamo belli con le tante strade, museo su Boccendisi a Iesa, quindi non lamentatevi, o fare tante opere. Però è importante come stimolo quello di avere sempre la volontà di aprirsi, di fare cultura, di avere momenti come questi, che a loro volta ci impegnano a dare sempre di più, ad accoglierli nella nostra casa nel migliore dei modi. Non mi dilungo oltre, i sindaci passano, le amministrazioni pure, i momenti di bellezza e le comunità come UTA e il loro modo di vivere e accogliere le persone restano e resteranno sempre. Viva Ballus, viva UTA e buon divertimento. Grazie davvero. Vi chiedo scusa un altro secondo, l'applauso più grosso e importante, sarebbe stato un errore imperdonabile non farlo, è per la Proloco, per Romano e per tutte le persone che si spendono per questo grande spettacolo. Mi avete dato tantissimo in questi 5 anni, ve ne sarò eternamente grato, grazie. Romano, eri riuscito a tranquillizzarti? Adesso dopo questo momento ti ha agitato di nuovo un po', perché è sempre una grande emozione preparare e accompagnare un evento così bello che vive di tantissime persone che vi affiancano. Sì, grande emozione, ma anche tanta stanchezza, che lo facciamo volentieri rinunciando anche a tante cose della nostra famiglia, perché poi associazioni, tutte quelle che comunque, non solo la Proloco, ma tutte le associazioni locali che vogliono promuovere la cultura, le tradizioni del proprio paese, lo fanno con grande sacrificio. Un po' trascino, ma ho visto decine e decine di soci, collaboratori, associazioni vicino a noi, anche cittadini che non fanno parte di associazioni che collaborano. E questo è l'amore che si ha per il proprio paese. E questo è già molto, perché lo facciamo veramente col cuore, perché oggi non c'è da dire, ma Ballus, vediamo da qui, ovvero tantissime persone, che siamo arrivati al 19° anno, un anno importante perché siamo entrati a far parte del CIOF, del Festival Mondiale del Folklore, ma soprattutto oggi siamo in diretta con Sardegna Live, dove tanti emigrati sardi potranno seguire in diretta, ma anche gli amici, i parenti dei gruppi partecipanti potranno seguire in diretta questa manifestazione. Io poi li ringrazierò a tutti uno per uno privatamente, tutte le persone che ci hanno dato una mano. L'amministrazione comunale è molto importante, perché se non abbiamo loro al nostro fianco tante cose non si possono realizzare.
Quindi io ringrazio a tutti e a tutti voi, spero che in questa serata sia piacevole e al 20° anno, grazie a tutti e buon Ballus anche da parte mia. E allora congedo anche voi e non solo, ma tutte queste espressioni che torneranno ovviamente accompagnate anche perché entriamo adesso nel vivo dello spettacolo. Quindi potete fare un bel applauso, anche una ruota, così abbiamo l'occasione per salutarvi e assistere ancora a un momento del vostro passaggio. Questo è Ballus, questo è l'incontro internazionale del folklore che si sviluppa in più giornate di festa, con un galà d'apertura, con tante giornate nel frattempo, dove tanta gente è arrivata qui a Uta, in questo luogo dove la chiesa di Santa Maria alle mie spalle contiene tutta la sua storia di fede e cultura, ma in questa occasione presta anche la sua bellezza a un evento così affascinante, che trova immediatamente il gruppo folk Pro Loco di Uta. Nel 92 il primo momento per costruire un progetto che negli anni ha saputo essere anche ricerca e non solo rappresentazione attraverso le danze. Ha saputo rimettere insieme le parti dell'abito tradizionale, sfogliare anche il repertorio di quelle coreografie che potevano essere orpelli inutili per riportare alla verità di un folklore che era quello che era nel proposito di questa associazione. Sarà accompagnata da Massimo Carnevale e Marco Bande, quindi un applauso agli amici del gruppo folk Pro Loco di Uta. Eccoli qui, ci raggiungono subito sul palco e iniziamo ovviamente con un ballo che tratteggia i passaggi del territorio che abitano e che rappresentano, e vi lascio in loro compagnia. Un applauso a Uta e viva Ballus!
Massimo Carnevale e Marco Bande, questo ballo a Santiga che avete voluto proporre in apertura per salutare tutti coloro che hanno risposto al vostro invito. Prima parlavamo con Romano e lo abbiamo tenuto dentro il racconto di questa iniziativa, però ci sono le storie di vita, le storie personali che si intrecciano inevitabilmente anche con questi eventi. Io credo che Romano sia tra il pubblico e vorrei che accompagnasse la sua signora Maria Antonietta qua sul palco. Intanto un bel applauso forte, perché è un momento che noi abbiamo tenuto in caldo dallo scorso anno. Diceva il sindaco prima, le condizioni meteorologiche non ci hanno consentito di vivere quell'esperienza finale della 18ª edizione, che arrivava all'indomani di un periodo difficilissimo. Tutti sanno che c'è stato un incidente molto brutto che ha messo a repentaglio le loro vite e che comunque ha accompagnato mesi lunghissimi di difficoltà. Però c'è stato qualcosa di meraviglioso che solo nel grande mondo della solidarietà può succedere. Questi giovani, i giovani del gruppo Folk, le persone a loro vicine, ogni giorno si sono organizzate per raggiungere gli ospedali dove Romano e Maria Antonietta erano in degenza, per non far mancare la loro voce, la loro forza, l'energia che ha contribuito al ritorno alla vita di entrambi. E questo credo che sia il più grande successo, il più grande successo. E questa donna meravigliosa da un momento di buio totale, dove le voci, anche quelle in lontananza, all'inizio non si sentivano, pian piano è tornata alla vita, alla bellezza delle cose, grazie all'amore di tutti e alla tua forza meravigliosa interiore, e noi siamo felici di averti qua. Per un anno abbiamo aspettato questo momento, per poterti abbracciare tutti. Allora facciamo una cosa. Io ho tenuto per un anno anche un momento che vorrei che partisse in questo momento, e durante questo momento succederanno delle cose. Te lo dedico, ve lo dedico. Applauso all'amore. Sa die prur bella che su senore non s'ammettiu pari senza cappella pro su crumpiu camu spediu no atateru di sizu sa mama caprecau sorbene sprosu sarmente nos assinau. Si solo nos querimos induna teruquelu, no esquirmenticamos as prendar bonar belas cangelu, máquina amore santo, noi semus proquircar cada bantu a terar vidas de semenare ricarde godimentos
sentimentos que mama e babu nos anadão. E te bella samanu como chiu che sane due oro. Deus che soberano manna estimare questo tesoro. Intro a su coro meu, all'umbra mare forte, circa nel recreo, che in sabona, in sa mala sorte, quando si porta a die, ma con l'insugo forte, d'essere accurso a chi ed è gusto affetto, mai sia tisorto. Tocca Ave Maria, sa gloria su Signore, no es digno che Dio camusa zudu de su pastore, ne chi sa domo e oro, disi flor de onzigosa, ma Paco e kin decoro, kin sa salute, sane due sposa. Romano, ti ho un po' disubbidito questa sera perché lui mi ha detto mi piacerebbe in qualche modo che la nostra presenza fosse un passaggio di testimonianza da noi ai nostri figli, ma questo non te lo permettiamo. Noi vogliamo che tu continui insieme a Maria Antonietta a camminare vicino ai tuoi figli e vedete anche di fare in fretta perché questo gruppo mi sembra troppo solo senza di voi, dovete tornare a ballare, sarà nella 20ª edizione che questo accadrà. Un applauso forte, forte, forte. Maria Antonietta, questa gente ti vuole un bene dell'anima, hai capito? Vuoi dire grazie a tutti, un saluto? Grazie a tutti quanti, vi voglio tanto bene. Grazie. Va bene. Vabbè, oh ragazzi, un po' di emozione, però io devo andare avanti per un'altra ora e mezza almeno. Quindi pian piano asciughiamo la commozione con questo applauso. Uscite tutti, abbandonate il palco, così come vi pare. Grazie davvero, un applauso forte, grazie davvero. Ballus, la festa dei colori, la festa del folklore, culture che si incontrano, ci accompagnano, si raccontano. E iniziamo subito con l'Indonesia. L'Indonesia nel sud-est asiatico è il più grande stato arcipelago del mondo, è composto da ben 17.508 isole, una popolazione che conta 270 milioni di abitanti, infatti è il quarto paese più abitato al mondo dopo la Cina, l'India e gli Stati Uniti. E poi è molto interessante pensare che loro sono qui con i loro suoni, le loro voci, per proporre una danza che esprime la gratitudine per l'abbondanza del riso e in genere viene fatta all'inizio del Ramadan. Si svolge con due figure, e le vedrete, che tengono un piatto tra le mani e alla fine dell'esecuzione rompono il piatto e ci saltano sopra. Un rito che si sposa con la danza. Un applauso per l'Indonesia.
ดมันนั้นนำก็เลยทุวันลาให้เราบ้าลำเบาและกับดวงอ้อยเอโลซีซาวีเลออนเดมานาฮันดิดูกาการเอโลซีซาวีเลออนเดมานาฮันดิดูกาการปาดมันนาฮันและเด็กกันดวงหาที่นั่นรีเศร้าและทุวันอ้อยเอโลลาอินดังออนเดมากีโตตาริกาเอโลลาอินดังออนเดมากีโตตาริกาHukum ada, hai babu santara hukum sara, babu mati lah hukum sara, babu mati, hukum ada, babu santara hukum sara, babu mati lah hukum sara, babu mati, barabana, kuasa manusia lain ada.
L'Indonesia, un applauso fortissimo per la prima formazione che ci ha regalato un po' della propria appartenenza. Vi parlavo di queste isole che compongono il più grande stato arcipelago del mondo, il loro appunto, e il motto nazionale a significare proprio questa pluralità di culture, di religioni, è emblematico perché sta a significare uniti nelle diversità. Ma lasciamo alle spalle questo capitolo, chiudiamo idealmente questa prima pagina per dare spazio subito a un altro stato ospite, una repubblica presidenziale dal 1832 che si trova nel Sud America. Parliamo dell'Ecuador, che conta 15 milioni di abitanti. Come vedete i musicisti si stanno posizionando e questo stato possiede una caratteristica facilmente intuibile, e cioè che è attraversata dall'equatore da cui prende il nome. Quito è la capitale, dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1970 proprio per il suo centro storico conservato nella maniera migliore, con grande cura. Loro eseguono una danza che ha per titolo La Bomba, che è un ballo tipico della provincia di Imbabura, una danza afroequatoriana con ritmo sensuale dove la donna, come vedete sono già in posizione, balla tenendo in equilibrio sulla testa dei cesti con delle candele accese. Il fuoco ovviamente ha un significato perché è il simbolo del gruppo Quitumbe, che è il nome che loro portano e che danno al progetto che rappresentano. Sono pronti? Allora un applauso per l'Ecuador.
Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Yo traigo mi bomba caliente para que goce mi gente. Porque si mi bomba se siente en este valle candente, porque si mi bomba se siente en este valle candente. En las orillas del río Chota, mujer que siempre contenta está, con sus paisajes, su sol radiante, que sobrepasa la gran ciudad. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. Bomba, 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 bomba. En las orillas del río Chota, mujer que siempre contenta está, con sus paisajes, su sol radiante, que sobrepasa la gran ciudad. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. La calidez de un ritmo que contagia, con gusto lo bailamos y su nombre es bomba. Bomba, 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 L'Ecuador, una bella armonia, un grande spettacolo concentrato in pochi minuti. Ovviamente un grazie anche agli strumentisti che hanno accompagnato questo momento. Parlavamo della bomba, una danza che ha al centro del racconto la sensualità e quindi le donne che si mettono in gioco con la loro bellezza, con il loro fascino. E adesso, come da sempre, Ballus incontra anche realtà della nostra terra, che sono qui per testimoniare amicizia, per entrare nel gioco del confronto, dell'incontro, di questa mescolanza anche di generi, oltre che di culture. Abbiamo una formazione che stasera è qui per esordire, in realtà per ritornare dopo
tanti anni. Arrivano da una frazione di San Giovanni Suergiu che conta più o meno 350 abitanti e li vedete vicino a me. Li applaudiamo. Sono i componenti del gruppo folk Madonna delle Grazie di Palmas Suergiu. La loro presenza ovviamente è dettata dal piacere di ritrovare quell'amore mai smesso per le tradizioni e quindi di rappresentare la propria comunità di appartenenza, ma in realtà c'è un motivo ben più nobile. Loro vogliono anche essere vicini al tema della sclerosi multipla che tocca tante famiglie e tante persone in Sardegna e non solo. E lo fanno per sensibilizzare attraverso il loro operato, ma tutto quello che loro raccolgono con le diverse iniziative che mettono in essere lo destinano alla ricerca, per cui è davvero nobile lo scopo che loro hanno nel cuore e che ovviamente rappresentano non solo con le danze, ma davvero con questa generosità. E quindi allora vi guardiamo con più attenzione ancora, con più affetto possibile. Avete deciso di presentare Suballu e Sintrara a Passu Zoppu e sono accompagnati dalla fisarmonica di Paolo Lai. Palmas Suergiu.
Grazie davvero a Palmas Suergiu. Ovviamente non accompagniamo con lo stacco musicale, ma con l'applauso di tutta questa grande platea. Grazie davvero, grazie di cuore. E questo ovviamente per guadagnare secondi preziosi tra un passaggio e l'altro, perché il ritmo poi garantisce il bello di un evento, perché ci consente di entrare subito dentro altre suggestioni, come quelle che ci porterà la Romania. È la Romania protagonista del prossimo inserto, un momento molto atteso, perché ogni volta che una formazione arriva da questo stato c'è la garanzia di uno spettacolo molto articolato, molto professionale. Questo è uno stato, come sapete, dell'Europa danubiana, 21 milioni di abitanti, la capitale è Bucarest, e la Transilvania, terra dalla quale loro arrivano, è una regione storica che fu principato durante il Medioevo e significa oltre la foresta. Questa sera per noi loro eseguono una danza che si balla esclusivamente nella località dalla quale loro provengono, nemmeno nei centri vicini, nemmeno in altri centri della regione d'appartenenza. E vedrete che all'inizio c'è un movimento musicale molto lento, così come lento è il movimento della danza. Progressivamente, attraverso un'accelerazione, invece il ballo assume intensità e esplode poi in un colore finale che dà veramente una grande scena alla loro esibizione. Applauso per la Romania.
La Romania, grazie, grazie davvero. Continuiamo il nostro viaggio nel mondo. Pensate che per raggiungere la località che abitano, partendo da Cagliari, ci vogliono 16 ore, compreso lo scalo. Stiamo parlando del Taiwan, o Repubblica di Cina, che è una piccola nazione insulare che dista 180 chilometri dalla Cina, ed è una terra di bellezza e di contrasti, perché coesistono città moderne e templi tradizionali. Il buddismo è una delle religioni principali, più del 90% della popolazione la pratica. E loro sono qua questa sera per portare il senso di una cultura educata al rispetto. Vedrete l'eleganza, l'armonia che loro riescono a trasmettere con il repertorio che propongono anche stasera in sintesi, che prevede una danza antica di 1500 anni almeno, e poi subito dopo un altro momento che mette in scena una sorta di danza del combattimento. I musicisti si preparano, sono in Sardegna da alcune settimane, hanno visitato già diverse località e ovunque si sono fatti apprezzare, proprio per il loro modo anche di porsi e di instaurare relazioni. E quindi facciamo loro un bel applauso. Il Taiwan.
Taiwan, molto apprezzato, molto gradito questo inserto che ci ha portato dentro una magia, la magia dei colori. E avete visto il sorriso sempre acceso di queste ragazze, ci ha portato compagnia, così come quello delle signore che vedo in prima fila, e ci fa davvero piacere che siate in tanti stasera qui, anche attraverso Sardegna Live. Se volete lasciare un vostro saluto, un vostro commento, ovunque voi siate, potete farlo, e questo dà conforto alla manifestazione e ci consente anche di capire che cosa arriva oltre lo schermo anche nelle vostre case e ovunque vi troviate in questo momento. Ma siamo pronti ancora per il nostro racconto, che torna a fare tappa in Sardegna. Enrico Costa, nel suo libro Costumi sardi, ha scritto: Quarto è un grazioso paese posto in pianura, che si sdraia civettuolo su di un tappeto di verzura, fra le acque vive del mare e quelle morte degli stagni vicini. Ma il Costa prese a pretesto la descrizione del territorio in realtà per focalizzare la sua attenzione sull'abito tradizionale di Quartu Sant'Elena, che suscita sempre ammirazione, e così è stato per tutti quei viaggiatori che hanno avuto modo di appuntare i dettagli davvero dell'abito popolare in tutte le sue forme e in tutte le sue situazioni, così come loro fanno con un lavoro attento che esce a volte anche dal contesto della tradizione, inteso come costume sardo, per passare in rassegna il vestiario tradizionale nell'arco di 100 anni e nelle varie fasi proprio di vita. Avete capito che sono in compagnia degli amici dell'Associazione Culturale Suidanu di Quartu Sant'Elena. Un applauso per loro. L'appuntamento per la nuova edizione è a settembre, ma stasera sono qui per portare la loro amicizia agli amici di Uta e a Ballus, con un ballo campidanese accompagnato da Giacomo Longoni. Quartu Sant'Elena.
Dal 1976 insieme per produrre cultura e porre l'accento davvero sulla bellezza di un racconto, Lucio, che qualifica il tuo operato. È una minaccia questo tuo arrivo? Cosa ho fatto di male? Assolutamente no. Volevo solo ricordare, perché non te l'ho detto prima, sul palco 4 generazioni di ballerini. Però guarda, avevamo notato che c'è una, sicuramente c'è saltata all'occhio, davvero complimenti. Complimenti e un caro saluto, un applauso a Quartus Sant'Elena, a Suidanu e a Giacomo che ha accompagnato questa formazione. Riaccendiamo i riflettori sui colori del mondo e questa volta parliamo del Messico e la ricchezza più grande della Repubblica Messicana è proprio il folklore nella sua accezione più nobile, ed è questa espressione che loro manifestano, ricca di colori, vivace nei ritmi, completa nella pienezza delle danze. Il Messico si trova tra gli Stati Uniti e il Guatemala, proprio dove ha inizio l'America Latina, e si divide in 31 stati. Questa compagnia di danza che stasera ci raggiunge per tenerci compagnia ovviamente avrà la forza di questi suoni a sottolineare quello che è il racconto che si snoda nelle occasioni di festa dove ci si ritrova per sprigionare energia. Anche in questo caso davvero la danza diventa elemento per stare insieme e per accompagnarsi ai momenti più felici della vita. E quindi un applauso per il Messico.
il Messico. Il saluto del Messico, musicale con le voci, con i colori, applauso, grazie davvero, grazie di cuore. Grande festa di un'altra realtà che si racconta con questi suoni che ci sono familiari. Complimenti, grazie. Siamo arrivati quasi alla fine perché questo incontro è un volo, apre le sue ali, non ti accorgi nemmeno che è partito e sei già arrivato alla fine di un racconto. Diciamo che un po' vi sto dicendo una piccola bugia perché abbiamo ancora 2 ospiti graditissimi. E subito dopo quel gran finale che è la caratteristica di Ballus, perché tutto quello che avete visto fino ad ora lo vedrete in un'unica immagine, in un'impressione che vi lascerà dentro la traccia di questo racconto, che a questo punto trova, come vedete, le tracce di un logudoro, questa parte alta della nostra terra, attraverso una formazione tra le più amate, tra quelle formazioni che col ballo davvero sprigionano la bellezza, la gioia dello stare insieme, del danzare insieme. Il gruppo folk San Giorgio di Usini, un applauso forte, 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 forte. Vedo già gli amici che lo accompagneranno, intanto li presento: Claudio Pes, Leonardo Spina che canterà, e poi Giuseppe Cubeddu, che è uno dei principi del suono in Sardegna. Si dice che l'etimologia di Usini sia luogo ospitale, ma è confermato dal fatto che se andate da queste parti dove loro vivono, accade davvero che vieni accolto, soprattutto per quel che riguarda un evento che sta per aprire le sue porte in occasione di Amanutenta, che quest'anno tocca la 21esima edizione ed è un incontro internazionale del folklore dove non mancano gli inserti di spettacolo e un successo consolidato da tempo, sempre crescente negli anni, e credo che sia l'8, il 9, il 10 e l'11 questo anno. Quindi lo dico anche per coloro che ci seguono attraverso Sardegna Live, sapete cosa fare il prossimo fine settimana. Ma adesso loro eseguono il ballo usinese cantato e noi li applaudiamo e li apprezziamo sicuramente. Gli amici di Usini. Prova? Sì.
Grazie a Usini, Gruppo Folk San Giorgio, a Claudio Pes, Leonardo Spina e ovviamente a Giuseppe Cubeddu. L'applauso di tutta la piazza, grazie davvero. E vi ricordo a Manutenta, molto applauditi, avete conquistato Uta. Allora, siamo arrivati davvero alla fine. Mi vedete un pochino con un po' di fretta perché il gran finale poteva anche essere questo il gran finale, perché vanno apprezzato tantissimo. Il gran finale tra pochi minuti prevede tante cose, compreso alcune che necessitano del rispetto del tempo. Ecco perché abbiamo chiesto a tutte le formazioni di essere proprio precise nel ascoltare le indicazioni che dietro le quinte, per esempio nello specifico, danno Marcello e Massimo, che sono bravissimi anche a far correre la macchina organizzativa. Qualche secondo per consentire agli amici che accompagneranno la prossima formazione di posizionarsi. Parliamo della Bolivia. La Bolivia è grande, 3 volte e mezzo l'Italia, è uno stato dell'America meridionale e conta circa 12 milioni di abitanti e prende il nome dal suo fondatore, Simón Bolívar. Sono fiorite tante culture in questa terra e il sunto che loro rappresentano è un po' il risultato di questa esperienza, una sorta di sintesi dove anche qui il colore è importante, la danza, la forma della rappresentazione e la ritualità che ovviamente condisce un repertorio. Adesso stasera non so se avranno preso in prestito alcuni aspetti di questa parte del loro repertorio, ma certo è che li abbiamo lasciati nel finale perché sapevamo di poterci garantire la miglior chiusura della rassegna dei gruppi ospiti. E poi, ve lo ripeto, vedrete che cosa succede tra poco. Ci state seguendo in tanti anche attraverso Sardegna Live. Quest'anno Ballus ha voluto anche a lato. Voi non avete idea di quanta gente c'è in questo spazio enorme, perché uno schermo tra l'altro sta proiettando qui nello spazio adiacente tutto quello che stiamo trasmettendo anche nelle vostre case. E allora siamo pronti con la Bolivia, applauso. Sì, 1, 2, 3. al son, alegraremos el corazón. Yungueñitos, soy hermanos y les vengo a cantar en el corso de los corzos la fiesta del carnaval. La Saya Monchi llegó, señores, para alegrar el carnaval. La Saya Monchi llegó, señores, para alegrar el carnaval. Tocando las cajas al son, alegraremos el corazón. Tocando las cajas al son, alegraremos el corazón. La Saya Monchi llegó, señores, para alegrar
marchas al son, alegraremos el corazón. En el corso de los corzos, una negra es de robar, directito al matrimonio, por culpa del carnaval. Pasen chelas, que los mauchis tienen sed. Pasen chelas, que los mauchis tienen sed. La saya Monchi llegó, señores, para alegrar el carnaval. La saya Monchi llegó, señores, para alegrar el carnaval. Tocando las cajas al son, alegraremos el corazón. Tocando las cajas al son, alegraremos el corazón. Alegraremos el corazón. Alegraremos el corazón. Retumba, 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 la proyección, sí, de Bolivia. Baile caporal, sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con la San Andrés, la banda San Andrés, con el alma y el corazón. Baile caporal, sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con la San Andrés, la banda San Andrés, con el alma y el corazón. Quiero romper cascabeles al ritmo de caporales, por ti chiquita bonita, cautivando corazones. Quiero romper cascabeles al ritmo de caporales, por ti chiquita bonita, cautivando corazones. Ven, ven por la fiebre, ven, baila, baila caporales, desde Bolivia para el mundo, imposible no bailar. Ven, ven, cosa buena, ven, baila, baila caporales, danza que mueve a todo el mundo, imposible no bailar. Baile caporal, sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con la San Andrés, la banda San Andrés, con el alma y el corazón. Baile caporal, sentir el caporal es mi vida, mi pasión. Con la San Andrés, la banda San Andrés, con el alma y el corazón. Quiero romper cascabeles al ritmo de caporales, por mi chiquita bonita, cautivando corazones. Quiero romper cascabeles al ritmo de caporales, por mi chiquita bonita, cautivando corazones. Ven, ven por la fiebre, ven, baila, baila caporales, desde Bolivia para el mundo, imposible no bailar. Ven, ven, cosa buena, ven, baila, baila caporales, danza que mueve a todo el mundo, imposible no bailar. Ven, ven por la fiebre, ven,
mundo, imposible no bailar. Imposible no bailar. Muchas gracias, Italia. Somos Bolivia, somos Idebol, somos Inti Raymi. Muchas gracias en nuestro mes aniversario. Bolivia muy agradecido con Italia. Gracias. La Bolivia, complimenti davvero, complimenti di cuore, artisti di un folklore che ha portato ovviamente a Uta questa sera la bellezza delle sue donne, la grinta dei maschi che ovviamente hanno, come avete visto, trapuntato questo momento. Chiedo alle telecamere di Sardegna Live di puntare verso il pubblico, verso questa platea bellissima. Siamo arrivati davvero al gran finale, poco più di mezzanotte come ci eravamo proposti di fare. Succederanno delle cose adesso. Sì, fate un bel applauso, salutatevi, questo è bello perché è la grande festa di Ballus, è la festa della gente, la festa di tutti. Guardate cosa sta per accadere tra di voi, in mezzo a voi. E viva Ballus e viva la Sardegna sempre! There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be Stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day, just you and me. when you're down and out and there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well, when others realize, oh, that a change can only come when we Stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
esos kelos. Anima mundi, primo respiro. Madre terra, mamma e stella, vittima antica di ogni guerra. Bella mamma addolorata, rispondi al grido della follia. Dai gusta notte, madre terra, sognerò solo pace, alba e sole, anima mondi, segno di Dio. Madre terra, una stella, in onda oblio, per ogni vita. Bella mamma addolorata, rispondi al grido della follia. Dentro tus Madre terra, ora brilla, alza il tuo grido, la tua preghiera. Bella mamma addolorata, madre infinita, buongiorno a te, madre terra. Sulle mani! Ballande lutto tumpare, su ballo a Santiga moda, tu due sì che sa roda, ti paghe di inghiriare, a passo deve tornare, a su sono cadenzato, dai so che accompagnato, a bolu deve andare. Rosa festa de cannu ballare tutto in allegria, e tue case hermano in mezzo de sabizzinia, alligrada su coro, l'intendo in sos sentidos, que noi dos ardente quier ballende a manu tenta, ma alligrada in su coro, l'intendo in sos sentidos, que noi dos ardente quier ballende a manu tenta, in sas festas de ida.
Paghesa ida contenta, vanno canto e poesia, unidosa manutenta. E l'intendence intragna bogade notas de armonia. Arta isa montagna donosa e sao che mia, malligrada su coro, l'intendence ho sentidos, candoidos a gente hierba lende a manutenta, malligrada su coro, l'intendence ho sentidos, candoidos a gente hierba lende a manutenta, insas que estar de ida. E si intenden esos pasos que ti rienne mi paguen ballare, sos pizzinos che sungirende a ballutundu. E si prende in sus brazos un mare a giugende ti paguen bisare, tu ballare e giuguen su goro giogundu, insas que esta de vida. Malligrada su coro, l'intendence ho sentito, candoidos a gente hierba lende a manutenta, malligrada su coro, l'intendence ho sentito, candoidos a gente hierba lende a manutenta, insas estar de ida. Ballende, cantende, tutti insieme. Fatevi un applauso meraviglioso, grandi, grandissimi. Ballende, cantende, riende tutto un pare. Il suo buonamento so ancora vortesano, il suo divertimento pizza a manzano, e so sempre contento del suo tempo sgalano, pensando assai eccesa, chi che finiti in bellezza. Sempre culpagas cosas cucanti, cose sono, sta gente invidiosa de sos amigos bonos, a tutta bisonzosa, un pitti cordonos, alligru canta canta, terra sarda, terra santa. Pasende sus arrues que sigan sos fiores, ma tú en o que rues y sorma los errores, pierde sol en lues que sorben los colores, y a esa guerra dada, a su chafu si stoccada. Ma metto che un uraio sezzido in su vovile, vieni che ti maio si pensa su Ianile, i noi difetti aiu amorosa gentile, assata il camorosa, sulle mani, galana in ogni cosa.
una manzano, e sono sempre contento del suo tempo sgalano, pensando a sa e zesa, chi che finiti in bellezza. Un po' teoria tua e di te la vai, e a sta terra mia ne yuga su una nae, un po' che armonia dai no che accullai, in pedra se nuraghe, sa columba e sa plaghe. Sulle mani! Cantende, ballende, riende, non compares, rullende, buffende, compares e comares. Cantende, ballende, riende, non compares, rullende, buffende, compares e comares. Cantende, ballende, riende, non compares, rullende, buffende, compares e comares. Cantende, ballende, riende, non compares, rullende, buffende, compares e comares. Cantende, ballende, riende, non compares. Mano, Romano, Romano, vieni su con noi. Ho capito che non avete voglia di andare a dormire. Non va bene questo, non va bene. Che cosa volete fare? Marcello, dovevi dirigere una canzone qua. Dov'è la canzone che dovevi dirigere tu? Come? Esatto, fai tu da maestro qua. Pronti ragazzi, attenzione. Ne facciamo un'altra prima di andare a dormire, vai! Questa la conoscete tutti. Romano, devi venire sul palco, Saluni in costumese e in colore rosa, tanto bello all'ammirare, sopra di una collina. Oh bella signorina, ben fatti di mandare, San Manu poi sposa, si due contenta sese. Costumese, sopra di una collina, mentre bello all'ammirare, estinto colore rosa. Si due contenta sese, oh bella signorina, ben fatti di mandare, San Manu poi sposa.
mandare, San Manu pro sposa, si due contenta sese. Un applauso per Romano, il re di Ballus. Saluni in costumese, sopra di una collina, che bello all'ammirare e sti colore rosa. Pezzettino tu, pronto? Si due contenta spese, oh bella signorina, pensami di mandare a San Manu in sposa. Applauso Romano! Grazie davvero, è stata una bellissima festa. Portate a casa i colori di questa gente, la bellezza di Utah e di Ballus. Buona Sardegna a tutti! a tutti n'hai dato e a me nuda, a tutti n'hai dato e a me nuda, a c'era da ruba con faccia di truda. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna, t'hai mangiato la confitura, ma la sorte che t'accudia, t'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni, oi 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 ah. Oi 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 ah. Sono faccia di truda e mi vanto, ma te non ti va manco lo Camposanto, a te non ti va manco lo Camposanto. Sono faccia di truda e mi vanto. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che